Hanno risposto alla chiamata di Luigi Brugnaro i sindaci dei capoluoghi veneti e quelli dei comuni della città metropolitana. Domani saranno a Venezia per discutere insieme una strategia condivisa e lanciare il loro messaggio a Roma, incuranti del colore politico della singola amministrazione. Il governo ripristina i fondi congelati del bando periferie. La battaglia contro il blocco dei finanziamenti a decine di progetti fondamentali per i capoluoghi veneti incassa intanto il sostegno delle categorie economiche e professionali. Per il presidente della Confcommercio Metropolitana, Massimo Zanon, il rischio è quello di fermare un processo di rigenerazione e riqualificazione di aree importanti delle città. Iniziative, scandisce, indispensabili per i nostri centri urbani. Preoccupazione condivisa anche dall'Ordine degli Avvocati di Venezia, che teme l'interruzione dei lavori per il completamento della cittadella della giustizia in Piazzale Roma. Confermiamo sin da ora, garantiscono in una nota, il nostro appoggio e partecipazione a tutte le iniziative che gli organi politici e amministrativi intendono intraprendere per non veder vanificare più di 20 anni di lavoro. Mentre dal PD arriva l'appello a superare le logiche politiche in nome degli interessi delle comunità. È importante adesso che la battaglia vada fatta unita, mi pare che per di più le lamentele provengano dai sindaci di tutti gli schieramenti politici. A settembre, con gli emendamenti che potranno essere presentati alla Camera, vedremo se questo governo giallo-verde deciderà di confermare il taglio alle periferie e quindi di in qualche modo assolutamente andare contro a quanto detto per tutta la campagna elettorale, dove hanno fatto delle periferie il loro cavallo di battaglia.